Quarta corsa, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, sono 7 al via. Lo schieramento: 1 Asia Jet, 2 Attila, 3 Athos dei Greppi, 4 Artez, 5 Ansel Dangal, 6 Aviondaghi. In seconda linea 7 Avica Ciak SM. I favori per Asia Jet, numero 1 VP dell'Annunziata, alternativa principale Athos dei Greppi e Aviondaghi. Macchina che accelera. L'errore di Avica Ciak SM, velocissimo in partenza. Ansel Dangal che conquista la testa nei confronti di Asia Jet, quindi Attila. Rimane all'esterno invece Athos dei Greppi. Intanto Ansel Dangal con gran partenza continua ora a comandare con una decina di metri di vantaggio su Asia Jet. 14 secco il lancio per Ansel Dangal che guida con buon margine nei confronti di Asia Jet. Rimasto allo scoperto invece Athos dei Greppi. In terza posizione c'è Attila, poi gli altri a seguire con lontana e fuori corsa Avica Ciak SM. 28,4 per Ansel Dangal che si è un po' scatenato. Andrea Vitaliano cerca di moderare gli ardori sulla piegata e il rallentamento è visibile. 43,5, ancora un 15,1 comunque in curva. Cerca di riavvicinarsi Asia Jet, ma deve ancora recuperare un gap di una ventina di metri. E in terza posizione rimane Attila, mentre all'esterno Athos dei Greppi si trascina ora Aviondaghi, mentre Artez non riesce a seguire l'andatura per il momento. Intanto 57,9, continua ad andare via tutta Ansel Dangal. Asia Jet si avvicina al chilometro, percorso in 1:13,4. Asia Jet va su Ansel Dangal, mentre dalle posizioni di retroguardia avanza anche Aviondaghi. Cavalli a 450 dalla conclusione. Asia Jet in vantaggio, arriva forte anche Aviondaghi a 400 dal palo, mentre cede Ansel Dangal. Siamo sulla curva finale con in vantaggio Asia Jet, si avvicina però Aviondaghi a 250 dalla conclusione. Completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, si presenta in testa Asia Jet, ci prova comunque Aviondaghi a 100 dalla conclusione, una lunghezza abbondante da tenere in serbo per Asia Jet che nel finale controlla la situazione e vince ancora agevolmente su un ottimo Aviondaghi, mentre per il terzo chiude Attila avanti a Artez. 1:13,3 con 29,8 a chiudere, record in carriera per Asia Jet e presumibilmente sia certamente anche per Aviondaghi. Record per Asia Jet che polverizzato da 1:14,1 passa a 1:13,3. Quindi gran prestazione questa sera, gran velocità in questa prova per 3 anni che vede al successo Asia Jet, VP dell'Annunziata per conto di Paolo Romanelli, la quota da favorita di 1,79. Secondo posto per un eccellente Aviondaghi Andrea Farolfi che finisce a una lunghezza dall'avversaria, mentre per il terzo Attila ha ragione del resto del gruppo.